Abbiamo le denominazioni d'origine che sono già tutelate di suo perché sono certificate da enti terzi e che verificano la qualità e la tracciabilità del prodotto, quindi l'olio tunisino per noi è un settore che non ci tocca perché è completamente un'altra fascia di consumatore e di mercato. Direi che comunque per il Made in Italy è fondamentale che noi facciamo un sistema e che non accadano queste cose perché noi abbiamo la tradizione di raccogliere l'oliva, il frutto sano dalla pianta, direttamente sulla pianta e portarlo in frantoio in giornata. In quei paesi così, un po' per la povertà, un po' per la mancanza di tecnologia, raccolgono da terra, non hanno l'acqua per lavare e quindi un prodotto sicuramente completamente diverso da quello che può essere il vero Made in Italy nostro e speriamo che non ci sia qualche adito a camuffare delle entrate di questi prodotti per poi andare a coprirli nei mercati, soprattutto esteri, perché qua in Italia questo prodotto si sente, nessuno lo vuole, ma all'estero magari con un brand pseudo italiano potrebbe anche portare via qualche quota di mercato. Non di certo al mercato veronese e ai veronesi perché sanno apprezzare in maniera notevole quello che è il nostro prodotto. Distinguono da una vallata all'altra se di Sant'Ambrogio o di la Valpantina o di Mezzane. Si figuri sul lago di Garda lo stesso, quindi noi abbiamo troppa cultura dell'olio buono, quindi io direi di stare tutti tranquilli nel nostro nord Italia. Speriamo nel mondo più che altro perché queste entrate qua penso che creano sicuramente scompiglio.